Floriano De Franceschi, presidente regionale di Arav. Allora, alle nostre spalle sfilano le frisone, prima le rendene, poi andremo a raccontare ai nostri amici da casa le caratteristiche. Intanto soddisfatto per questa edizione di Passione Veneta, tanta gente oggi. Sì, tanta gente, mi dicono anche da tutti i sponsor che sono venuti qua, insomma, a promuovere i loro prodotti come non hanno mai visto. Quindi direi proprio un obiettivo centrato da parte nostra. Era importante per noi far vedere, metterci la faccia da produttori, da allevatori e far vedere i nostri prodotti ai consumatori, far venire fuori le famiglie, far vedere gli animali, far vedere quello che succede nella trasformazione, far vedere tutte le razze che abbiamo di là, ovini, caprini, insomma è un messaggio che per noi ci dà molta soddisfazione. Abbiamo visto tanti giovani, Presidente, tanti giovani con la rendena, con la frisona che portavano in esposizione i loro capi. Sì, si avvicinano sempre tanti ragazzi e tante ragazzi che ti devo dire, se qualcuno andasse là dietro in questi 2 giorni di preparativi e vedere con quanta cura e passione preparano gli animali. Adesso ve lo facciamo vedere. Qualcuno resta di stucco a vedere tutta questa passione, no? È ovvio che poi quando dobbiamo farli restare sul territorio, nelle loro aziende e dargli quella marginalità che possano restare lì, questo diventa un po' più complesso. È importante che la politica e tutti noi ci spendiamo per far sì che loro poi effettivamente restino sul territorio a mantenere le aziende. Sai, dicevamo che abbiamo aziende di grosse dimensioni che continuano a crescere e aziende di piccole dimensioni che continuano invece, ahimè, a chiudere. Questo va in qualche maniera arginato. Il supporto di Arav non manca mai, tra le altre cose a garanzia in primis degli allevatori ma soprattutto dei consumatori, anche una struttura che garantisce controlli mirati come il vostro laboratorio. Sì, tutto il lavoro che abbiamo fatto nella parte del convegno di ieri, che era imperniata un po' nella prima parte, nei lavori nostri, nel migliorare le nostre stalle per il benessere dell'animale, per la salute, per anche la qualità di prodotti che poi ne devono uscire, no? E la seconda parte era invece legata ai benefici che di fatto hanno i nostri prodotti, che sono un po' stati demonizzati negli ultimi anni, e questo per dire che noi con i nostri sistemi, con i nostri laboratori e con la riorganizzazione fatta a livello nazionale del sistema allevatori, oggi siamo, dicevamo, mercato 4.0, no? Era il titolo del convegno, per dire che siamo in grado di andare verso il consumatore e dare tante maggiori informazioni in maniera che siano convinti in questo rapporto fra noi e loro, e quando entrano nella grande distribuzione cerchino e trovino i nostri prodotti. Allora, sicuramente io non voglio forzare la mano, ma dicono non c'è 2 senza 3. Prossima edizione 2020, bisogna migliorarsi e non sarà facile, ma ce la mettiamo tutta, Presidente. Ma certo che sì, è una manifestazione che porta un grosso impegno da parte nostra e anche di Arav, ma non solo di Arav, anche delle 3 cooperative che siamo riusciti a far lavorare insieme dall'anno scorso, e quest'anno è la seconda volta. Io mi auguro che ci sia una terza volta, di avere sempre a fianco le cooperative del territorio, che sono le Latte Buschi, Latte Vicentine e Caseificio di Barbarano, che è importantissimo che queste collaborino insieme a noi per, io ripeto, mettere la faccia di fronte ai consumatori. Allora, grazie a Floriano De Franceschi, noi lo lasciamo al proseguo di questa manifestazione. Allora, andiamo a conoscere le caratteristiche della razza frisona e della razza rendena. È una sorta di concorso. E quali sono le regole, Davide? È una vera e propria competizione a livello morfologico. Vince fondamentalmente la più bella, intesa che ha questi canoni che rispettano la razza nel modo migliore. Ci tende a far vincere animali che hanno una morfologia portata che porta i soggetti ad avere più produzione, ma soprattutto più longevità, quindi più benessere.
Quindi ci sono determinate fasi zoonostiche degli animali che vanno valutate e quelle che hanno queste fasi qua migliori sono quelle che vincono. Allora, che cosa si valuta? Gli arti si valuta... I caratteri più importanti sono assolutamente la mammella, quindi deve essere una mammella con degli attacchi molto forti, nel caso della mammella posteriore alta e larga, ma soprattutto con un legamento molto forte che tende ad avere una mammella il più alta dal terreno possibile. E poi i capezzoli, che devono essere di dimensioni medie e inseriti perfettamente al centro del quadro. Adesso parliamo con Nadia Guzzo della razza rendena. Quali sono le caratteristiche, Nadia, della razza rendena? Ma la rendena è una razza a duplice attitudine, è una razza rustica. Duplice attitudine significa che è una buona produttrice di latte e di carne, infatti come potete sicuramente vedere sono vacche che hanno una buona copertura muscolare, coadiuvate da un ottimo apparato mammario, quindi significa che producono sia latte che carne. Allora, vediamo il giudice che le sta valutando. Quali sono le caratteristiche che va a valutare il giudice per poi assegnare l'agognato premio? Ma in generale si guarda l'aspetto morfologico in generale della vacca, che deve essere corretta dal punto di vista morfologico, forte nella linea dorsale, forte negli arti posteriori e nei piedi, una buona profondità toracica e addominale, naturalmente ben supportata da un apparato mammario che sia ben inserito nell'addome per quanto riguarda l'attacco anteriore e sufficientemente alto e largo per quanto riguarda l'attacco posteriore. Naturalmente il tutto con un impiano della mammella superiore ai garretti e un forte legamento sospensorio che è un indice di forza dell'attacco e della mammella. Allora, grazie alla nostra Nadia Guzzo che ci ha spiegato le caratteristiche della razza rendena. Rimanete con noi perché abbiamo ancora tanto da farvi vedere qui a Passione Veneta. Siamo in compagnia di Mara Bizzotto, onorevole della Lega al Parlamento Europeo. Allora, benvenuta onorevole, una bella esperienza, una full immersion in quello che è uno dei settori trainanti per il comparto agricolo del Veneto. Certo, oggi faccio qualcosa di bello, ogni tanto succede, si combatte tanto al Parlamento Europeo proprio per i nostri allevatori e per la nostra agricoltura, oggi sono qua. Passione Veneta, sì, perché è la passione che mettono i nostri allevatori assieme ai nostri agricoltori per donarci prodotti straordinari. E qui è bello perché vediamo loro, ma vediamo, ed è straordinaria, tanta gente comune, tante famiglie che vengono qui consapevoli che i nostri prodotti sono i migliori, sono sani, fatti con tanto amore e che spesso non vengono tutelati a sufficienza. Ecco, l'obiettivo di queste manifestazioni è spiegare ai consumatori, cittadini, che bisogna consumare prodotti della nostra terra. Grazie a Mara Bizzotto, onorevole al Parlamento Europeo.